Cosa contiene questo volume che racchiude le sue grandi fatiche di questi ultimi anni? Cosa può trovare il lettore di Farra di Soligo e non solo qua dentro? Indaga la bellezza dello scrigno di alcune chiese del territorio, un territorio collegato in una dimensione paesaggistica che anche la cultura del vino rende bella dal punto di vista dell'azione dell'uomo. Bisogna però entrare anche in queste chiese e vederne i tesori e i contenuti che sono le immagini antiche, le pitture ad affresco che ci trasmettono. Si tratta quindi di un itinerario nel paesaggio, ma anche un itinerario dei significati o nei significati che queste pitture ci propongono nel Trecento, quindi nel tardo Medioevo e anche nel Rinascimento. Si tratta di Santa Maria dei Broli a Farra dei Soligo, una autentica scoperta dopo i restauri di questi anni, in cui alcune pitture si possono datare attorno al 1310 e appartengono ad una cultura veneziana bizantineggiante. Ne conosciamo anche i promotori dell'epoca, la famiglia Brunvillani di Farra, che fece di questa cappella la propria cappella funeraria in un ambito agreste, e quindi l'iconografia di queste opere ci riporta proprio alla problematica riguardante la vita e la morte, o il rapporto dei vivi nei confronti della morte, in una cappella in aperta campagna in terra cimiteriale dove loro promossero questa costruzione e anche i cicli di affreschi riemersi solo in questi anni. L'altro capitolo è quello di Santa Maria Nova, anche qui collegata ad una commissione privata, diciamo ad un ramo derivante da figli naturali dei Da Camino. Si tratta di Rizzardo di Giacomo da Soligo, che questa volta invece a metà 300, cioè 40 anni dopo i Broli, eresse questa chiesa come cappella funeraria e incaricò un primo maestro di cultura giottesca collegato ad un maestro, il maestro di Vigo, che troviamo operante a Treviso ma anche a Vigo di Cadore nella chiesa di Sant'Orsola, e che ci presenta delle figure di santi di forte carattere espressivo, più anche una soluzione iconografica piuttosto rara, quella di un'immagine di pietà, di un Cristo in pietà nell'alto, che dopo i recenti restauri sappiamo attorniato dalle Arma Christi, cioè la croce sostenuta da un angelo sul fondale del Golgota, la lancia di Longino e così via, cioè tutte immagini, gli strumenti della passione di Cristo che muovono a pietà nei confronti di questa presentazione di un'immagine che ha una valenza soprattutto eucaristica in questi contesti. Altro aspetto interessante è quello di un affresco quattrocentesco rivenuto nell'eremo di San Gallo, subito sopra Soligo, dove un tempo esisteva un castello dei Da Camino. Quarto capitolo è quello della chiesa di San Vigilio a Posmon di Col San Martino, in cui si trovano alcuni affreschi devozionali di un maestro di terre lontane, cioè Giovanni di Francia, originario di Metz in Lorena, che troviamo attivo a Feltre. Poi a metà 400 appunto, diciamo occasionalmente in San Vigilio a Col San Martino, poi si attesta a Conegliano con la sua impresa di pittura, dipinge a Zoppè, e poi il famoso ciclo che noi conosciamo per la Cena dei Gamberi a San Giorgio di San Polo di Piave. In questo ciclo è molto interessante i collegamenti che si possono fare con l'itinerario dei santi, itinerario di conoscenze, di esperienze devozionali, per la presenza
di due immagini dovute ad un allievo di Giovanni di Francia, una di San Bovo, quindi un santo diciamo a sua volta pellegrino, un santo cavaliere proveniente d'Oltralpe dalla Francia, e San Rocco, molto più famoso devozionalmente nei nostri territori da quando le reliquie furono acquisite da Venezia, ma sia San Rocco che San Bovo furono santi rilanciati, usiamo questa espressione, nella devozione dopo il rinvenimento delle loro reliquie di entrambi a Voghera nel 1469. E la presenza di San Bovo è precoce rispetto a attestazioni iconografiche del santo nell'intero Veneto, e quindi ancora una volta attraverso le iconografie, le devozioni, dobbiamo aprirci ai collegamenti che non tutti possiamo ricostruire storicamente sulle vie del pellegrinaggio, le vie del commercio, che possono intercettare anche in questo bellissimo paesaggio di Farra, di Soligo e di San Martino le immagini dei santi delle loro chiese.